Amici bellini, mi sveglio piano piano, perché comunque è un martedì pazzesco e che fai? Non fai il video per forza. Dobbiamo fare un pochino perché è una giornata dove ci sono novità a livello di infortunati, quindi possiamo fare delle ipotesi e cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, bentornati, benvenuti, nuovi bentornati, quelli che invece già sanno qua, giù, è un po' un anagramma di Diego, fondamentalmente io la vedo così, vedo Diego dappertutto, 2001, benvenuto, sei nuovo iscritto al canale, lasciaci un bel messaggio e facci sapere quanti anni hai, come da richiesta, insomma... di Diego Gentile Popuru Guida è diventato Diego Gentile. Vabbè. Signori, nella giornata in cui Conte diventa il nuovo allenatore del Tottenham e quindi lasciate un like per Conte, che prenderà comunque la buona uscita dell'Inter, perché poi c'era una clausola che insomma avrebbe dovuto rinunciarvici in caso di firma in Italia, ma visto che va al Tottenham comunque con la buona uscita se la becca. I Gassord, mamma mia, è una roba incredibile. Si parla di varie cose, si parla di stadio nella forma di eventuali recuperi dei parcheggi sotterranei, sarebbe anche ora, sarebbe anche il caso, sarebbe anche il momento, no, di rendere l'arrivo allo stadio anche un po' più facile, perché io abitavo a Piazzale Tecchio ed è proprio lì che si congestionava tutto, parcheggiatore a morire, anche io che insomma avevo il posto all'epoca, così diventava complicato uscire dal parcheggio, e insomma cerchiamo di rendere anche, perché io mi rendo conto i tifosi non vanno e va bene, ma c'è anche una fetta di tifosi, a parte quelli organizzati, che non vanno per altri motivi. Ma c'è una fetta di tifosi che magari ci andrebbe, no? Però con delle cose un pochino, perché tu dici, vabbè, ci voglio andare con i mezzi perché parcheggiare è complicato, e a metropolitana non passa, e quando passa 3 ore, e quando poi invece tu più pullman, tutto quanto fino a fuori appesi ai finestrini, me le ricordo questi disagi, me li ricordo benissimo, e quindi rendiamo più facile questa cosa, anche il nuovo sindaco, cercando così di riportare un pochino di gente al San Paolo Maradona, perché altrimenti ci manca una componente, non si può andare avanti senza la componente del tifo, dello stadio, cioè, io non posso sentire a Zielinski che dice la Rechi che tifosi incredibili, dai tifosi incredibili, che tra l'altro escono notizie ancora di aggressioni di queste due ragazze, una donna di 53 anni aggredita, presa a pugni, la Digos, abbandonati agli steward. Bene, ma no, proprio bene, complimenti. Prendetevela pure con le donne e con le ragazze. Ma proprio, mamma mia, e che schifo. Comunque noi ci vogliamo soffermarci un pochino sul campo, perché con un Ambrabam andiamo a vedere una probabile formazione contro il Legia, perché prima di tutto io l'Europa League non la voglio snobbare assolutamente, ci tengo ancora e voglio che si vinca, prima di tutto, anche perché poi gli amici polacchi che c'ho qua a New York non esiste proprio, né a Pierdole Curva Match, quindi non esiste proprio, e andiamo a vedere un pochino di ipotesi. Questo è un misto tra quello che potrebbe succedere quello che vorrei anche io. Se è vero come è vero che Mario Rui ha scontato la giornata di squalifica, era una, perché ci sono state, ascoltavo la radio ufficiale, c'è stato un po' di casino, un po' di non disinformazione, ma insomma c'era un qui pro quo, e quindi non lo so, ho cercato in giro, credo che la squalifica fosse di una giornata e che quindi debba essere tranquillamente arruolabile su Transfermarkt, non lo porta tra gli indisponibili e quindi noi lo consideriamo. È tra gli indisponibili ovviamente Gulam, perché non è tesserato, non è nella lista, e quindi non lo possiamo considerare. Quindi il primo dubbio è mettere Mario Rui ancora in campo, quindi nessun tipo di turnover per lui, oppure mettere Juan Jesus a terzino sinistro. Poi mi fate sapere pure voi nei commenti che cosa ne pensate e quale ritenete più utile per vincere la partita, e anche purtroppo dobbiamo già pensare alla prossima col Verona, che è una partita tremenda, non scherziamo proprio, anche perché io col Verona ve l'ho
sempre detto, giocano bene, mi piace un pochino tutta la squadra, ma sono spuntati. Adesso che invece stanno utilizzando Simeone al massimo della sua potenzialità, non sono manco più spuntati. Attenzione, assolutamente attenzione. E quindi metterlo per far riposare Mario Rui, metterlo a terzino sinistro o cominciare a fargli fare minutaggio da centrale, perché da centrale ce lo ritroveremo contro il Verona, vista l'assenza per squalifica di Koulibaly. Quindi ci potrebbe essere questa ipotesi di Juan Jesus, lo metto a sinistra perché come mancino meglio metterlo a sinistra. Koulibaly è destro che gioca prevalentemente a sinistra, ma gioca, diciamo, è abbastanza ambidestro nell'impostazione, quindi ce lo possiamo ritrovare che sicuramente giocherà a destra, e quindi utilizzarli così, oppure confermare Rachmani, perché Manolas ancora non è recuperato, stanno cercando, insomma, dice che ha fatto lavoro in piscina, quindi penso che nemmeno per il Verona possiamo vederlo, oppure confermare Rachmani e quindi spostare Juan Jesus a sinistra e far riposare Mario Rui. Questa è una delle prime scelte che mi potete far sapere. Altrettanto si dica per Di Lorenzo, voglio pensare che se confermi Mario Rui, magari tu ti puoi pure giocare la carta Zanoli, però la vedo difficile in Polonia, in trasferta, l'Europa, non lo so. Comunque abbiamo confermato Meretti in porta, e qui altro dubbio. Io vi dico la verità, mi giocherei la carta entrambi, Bobotta Demme, che possono giocare a due. Ora dobbiamo capire se il Napoli vuole confermare il 4-2-3-1, perché poi dipende anche assai dalle caratteristiche dei giocatori. Abbiamo visto che con Fabian Anghissà si può fare alla grande, con Anghissà qui e con Fabian da questa parte che poi agiscono anche da mezze ali, veramente mi sta piacendo. Se dovesse tornare Bobotka, allora qui abbiamo la possibilità di vedere un Demme mezzala che lo può fare, perché per caratteristiche di dinamismo lo può fare, andare ad accorciare, quindi fare la mezzala, e avere un Zielinski qua, perché probabilmente con Lobotka uno Spalletti lo vede più centrale a 1, quindi come regista puro, piuttosto che a 2, dove dovrebbe fare poi tutto il lavoro che sta facendo Fabian. Insomma, non è facile per una questione anche di fisicità, e quindi chissà se verranno utilizzati sia Lobotka che Demme entrambi dal primo minuto, oppure magari solo un Demme con un Anghissà che viene confermato, e allora si può fare un Demme Anghissà a 2 qui, con Zielinski confermato da questa parte. Oppure Demme può anche giocare da centrale, lo sappiamo, e quindi avere una situazione di 4-3-3. Da stabilire anche la situazione di Insigne, pare che si sia allenato bene, come un as tra l'altro, quindi potremmo rivedere un as tra i panchinari, e non è un ritorno da sottovalutare, perché un as le partite te le può spaccare, non ci dimentichiamo come è furetto, come è funambolo un as, e c'ha proprio quel piedino, quella corsa proprio svelta e brillante, e punta l'uomo come nessuno nella nostra squadra, questo dobbiamo dirlo. Poi dopo deve metterci tanto di più nella scatola della partita, i comportamenti ce li deve mettere, cioè inseguire gli avversari, guardare, insomma, alzare la testa, perché poi troppi dribbling nemmeno va bene. E quindi Insigne che si sta allenando, però secondo me potrebbe essere mantenuto in panchina e poi fatto entrare nel secondo tempo, così evitiamo un'altra sostituzione, perché un po' secondo me dovrebbe giocare per riprendere confidenza, però non tutta la partita, per averlo più fresco, il muscolo impastato, no, per averlo più fresco per il Verona. E quindi potrebbe partire Elmas dal primo minuto e vedere Elmas e Zielinski insieme per una volta, con Elmas in zona Insigne. Potremmo azzardare un Petagna titolare questa volta con Mertens che può entrare nel secondo tempo, e confermiamo Lozano. Ovviamente qua ci dobbiamo sempre mettere il ballottaggio con Politano, però io qua è una richiesta mia di rivedere Lozano a destra, perché a sinistra ci convince di meno, non che non lo possa fare, ma insomma è proprio nello sviluppo del Napoli che siamo molto abituati ad avere Insigne da quella zona. Fatemi sapere voi che ne pensate, perché io questa partita non la sottovaluto, è una partita importante per la classifica, assolutamente, perché comunque le devi vincere tutte quante se vuoi avere una speranza. Domani ovviamente ci sarà la conferenza di Spalletti, ecco perché questa, che di solito è il video di vigilia dove facciamo delle ipotesi, lo abbiamo anticipato nell'anticipo, anche perché altre notizie non ci sono. Che devo fare? Vi devo dire il Napoli è su Bremer del Torino. Sono notizie che non lasciano il tempo che non lo so, le notizie di mercato durante il campionato veramente è perché non tenete niente da dire, perché
la vedo difficile che il Napoli si stia concentrando sul difensore del futuro che poi possa sostituire probabilmente un Manolas, ma non credo a gennaio, quindi se se ne parla per giugno noi dobbiamo vedere a gennaio quello che dobbiamo fare. Non posso concentrarmi su Bremer, che per carità grandissimo difensore, sta facendo delle ottime cose, però già leggo il titolo, è la coppia Koulibaly-Bremer e già mi ha messo a Rrahmani in cess. E no, fate stare tranquillo a Rrahmani che si sta meritando la titolarità. La coppia Koulibaly-Rrahmani è perfetta, è ottima, stanno funzionando alla meraviglia. Ma belle buone Bremer, perché Rrahmani, Koulibaly-Bremer non mi piace sta cosa così. Potrebbe anche essere Rrahmani-Bremer e Koulibaly decide di andare da qualche parte perché in vacanza. Koulibaly non andare da nessuna parte, che ci servi tantissimo assolutamente. Di conseguenza non sottovalutiamo questa partita. Ovviamente nell'ipotesi migliore di tutte dobbiamo liquidare, fare un paio di gol nel primo tempo, un gol nel secondo tempo, questa proprio nelle ipotesi straordinarie, no? Fai così, la liquidi, fai un pochino di cambi come vuoi tu, fai giocare Zanoli, fai riposare Di Lorenzo, io me lo auguro sempre ma non succede mai, e poi già possiamo poi pensare al Verona, perché Verona, Napoli-Verona, ma non solo Napoli-Verona, proprio per un fatto di filotti, di classifica, perché c'è il derby di Milano che ci dirà tante cose. Io vi devo dire la verità, il Milan impressiona sicuramente, hanno questo rullino di marcia come il nostro impressionante, però la rosa dell'Inter io non la posso sottovalutare, perché se andate a vedere proprio sulla carta i giocatori che hanno l'Inter in panchina, ragazzi, sono tutti forti, tutti forti, e hanno più punti dell'anno scorso in questo momento, quindi stanno mantenendo comunque un livello altissimo. È un campionato veramente bellissimo. Da New York Valerio Fluido è praticamente tutto, ma noi continuiamo, ci teniamo in contatto. Domani il resto delle cose, la conferenza non vedo l'ora perché non è mai banale. Instagram Messico 86, può essere pure che domani sono ospite in qualche radio, state tuned, iscrivetevi al canale Telegram là sotto, i like ve li siete dimenticati, non fa niente, che vi devo dire, prima o poi diventerà automatico, per qualcuno è già automatico, lo so. Tu sei il mio eroe, anzi la mia eroina, ma sei comunque il mio eroe, a prescindere, siete i miei eroi. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.